Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic rappresenta un esempio complesso di come le condizioni ambientali possano influenzare la determinazione dell'epoca del decesso. La temperatura del luogo in cui è stato ritrovato il corpo gioca un ruolo cruciale nei processi di decomposizione, complicando notevolmente le indagini forensi. La decomposizione del corpo umano è un processo naturale che coinvolge diversi stadi e fattori. Essenzialmente, è influenzata da due principali processi, l'autolisi cellulare e la putrefazione. 1. Autolisi cellulare. L'autolisi è il processo attraverso il quale le cellule iniziano a rompersi a causa degli enzimi interni. È il primo passo nella decomposizione e inizia quasi immediatamente dopo la morte. A temperature più basse, come nel caso del boschetto dove è stato ritrovato il corpo di Liliana, l'autolisi avviene molto più lentamente. Gli enzimi che causano la rottura delle cellule diventano meno attivi a basse temperature, rallentando il processo. 2. Putrefazione. La putrefazione è causata principalmente dall'attività batterica. I batteri presenti nell'intestino iniziano a proliferare e a consumare i tessuti del corpo. Le basse temperature riducono la velocità di crescita dei batteri, rallentando ulteriormente la putrefazione. Questo significa che un corpo esposto a tali condizioni può rimanere in uno stato relativamente intatto per un periodo di tempo molto più lungo rispetto a un corpo in un ambiente più caldo. Le condizioni ambientali possono alterare drasticamente la velocità e la natura della decomposizione. Oltre alla temperatura, anche fattori come l'umidità, la presenza di fauna e flora, e l'accesso all'aria influenzano il processo. Umidità. Un ambiente umido può accelerare la decomposizione facilitando la crescita batterica e fungina. Tuttavia, se combinato con basse temperature, l'effetto complessivo può essere ancora di rallentamento. Presenza di insetti. In condizioni normali, gli insetti necrofagi, come mosche e coleotteri, depongono le loro uova sui resti, e le larve contribuiscono alla decomposizione. A temperature basse, l'attività degli insetti è significativamente ridotta, ritardando ulteriormente i segni visibili di decomposizione. Copertura vegetale. Un'area densamente boscosa può influire sulla temperatura e sull'umidità, creando microclimi che possono ulteriormente alterare il ritmo della decomposizione. Per stimare l'epoca del decesso in condizioni così complesse, vengono utilizzate diverse tecniche forensi. 1. Analisi entomologica. L'entomologia forense studia gli insetti trovati su un corpo per stimare il tempo trascorso dalla morte. Tuttavia, in condizioni fredde, la presenza di insetti può essere ridotta, limitando l'efficacia di questo metodo. 2. Misurazione della temperatura corporea. La perdita di calore è un indicatore chiave nell'estimare il tempo della morte. Normalmente, un corpo perde calore fino a raggiungere la temperatura ambientale. In condizioni di freddo, questo processo è rallentato, e la curva di raffreddamento deve essere attentamente analizzata. 3. Valutazione del tasso di decomposizione. Gli esperti possono valutare il livello di decomposizione osservando segni come la colorazione della pelle, la rigidità cadaverica, e la presenza di lividi. Tuttavia, in un ambiente freddo, questi segni possono essere attenuati o ritardati. Ci sono stati casi storici in cui le condizioni ambientali hanno complicato le indagini. Caso Yvonne Fletcher, negli anni '80, una giovane donna fu trovata morta in un'area boscosa. Le basse temperature durante l'inverno fecero sì che il corpo rimanesse in uno stato di conservazione tale da confondere inizialmente gli investigatori riguardo al tempo della sua morte. Solo attraverso un'analisi dettagliata della flora e della fauna circostante, inclusa la minima attività entomologica, si riuscì a stimare l'epoca del decesso con maggiore precisione. Incidente del passo di Atlov. Un altro esempio famoso è quello degli escursionisti russi trovati morti negli Urali nel 1959. Le condizioni estremamente fredde conservarono i corpi per settimane, complicando l'analisi delle cause e del momento esatto della morte. Gli investigatori dovettero affidarsi non solo ai segni fisici lasciati sui corpi, ma anche alle condizioni ambientali e agli indizi circostanti per ricostruire la cronologia degli eventi.
La comprensione accurata dell'epoca del decesso in condizioni ambientali avverse non è solo una questione di interesse accademico, ma ha implicazioni pratiche significative per le indagini penali. Tempistica delle indagini. Una stima errata del tempo della morte può deviare l'intero corso di un'indagine, portando a interrogatori sbagliati e a piste fuorvianti. È fondamentale utilizzare ogni possibile risorsa scientifica per ottenere dati precisi. Costruzione del profilo temporale. Stabilire una sequenza temporale accurata degli eventi che hanno preceduto la morte di una persona è essenziale per comprendere il contesto del crimine. Elementi come l'ultima volta che la vittima è stata vista viva, gli alibi e le dichiarazioni dei testimoni devono essere verificati e correlati con le stime forensi. Valutazione della causa della morte. In alcuni casi, la causa della morte può essere oscurata o mascherata dalle condizioni del corpo. Solo attraverso un'analisi approfondita degli indizi presenti sulla scena e sul corpo, gli investigatori possono determinare se la morte è avvenuta per cause naturali, accidentali o per mano di terzi. Negli ultimi anni, sono state sviluppate diverse metodologie avanzate per migliorare la precisione delle stime del tempo di morte, anche in condizioni ambientali avverse. Modelli computerizzati. L'uso di modelli computerizzati che simulano la decomposizione del corpo in varie condizioni ambientali consente agli investigatori di prevedere con maggiore precisione come un corpo si degraderà nel tempo. Questi modelli tengono conto di molte variabili, inclusa la temperatura, l'umidità e la presenza di fauna. Analisi chimica avanzata. L'analisi chimica dei gas emessi dai corpi in decomposizione può fornire ulteriori indizi sull'epoca del decesso. Queste tecniche richiedono strumentazione avanzata e una comprensione dettagliata dei processi chimici coinvolti nella decomposizione. Il caso di Liliana Resinovic e altri simili illustrano come la scienza forense debba continuamente adattarsi e innovarsi per affrontare le sfide poste dalle variabili ambientali. La determinazione accurata dell'epoca del decesso è un componente cruciale delle indagini penali, che richiede un approccio multidisciplinare e l'uso di tecniche avanzate. Gli investigatori devono essere in grado di integrare dati provenienti da diverse fonti e utilizzare tecnologie all'avanguardia per risolvere casi complessi e garantire che la giustizia sia servita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.